Qui siamo nelle Risorgive, una zona di Flambro, comune di Talmassons, e siamo dentro il cortile del Mulino Braida. Il Mulino Braida è un mulino che ha lavorato fino al 1965 circa, adesso non macina più, però si può intravedere tutto il complesso di meccanismi che lo facevano muovere. Il mulino funzionava quindi con acqua di risorgive, perché siamo qui in un posto di risorgive. L'acqua di risorgive è un'acqua che proviene dai monti e che poi qui risorge. Il mugnaio difatti aveva un sistema creato un bacino, di conseguenza la sera lui chiudeva le paratie, accumulava l'acqua per far correre le pale e poi decideva quale pala far correre in base alla quantità di acqua. Del Mulino Braida si vedono due sistemi di macine. Il più antico è un sistema di macine a pietra, dove il mugnaio saliva una scaletta, versava il contenuto del sacco nella tramoggia, poi regolava l'uscita e il grano andava a finire in un foro di un disco superiore che girava, un disco di pietra. Il grano faceva un percorso per essere macinato di tipo spiraliforme e questo richiama un po' anche l'archetipo dell'universo. Un altro sistema invece più moderno è il sistema a rulli di origine ungherese, dove il grano veniva macinato per schiacciamento. Il biotopo qui di Flambro comprende circa 70 ettari e oltre ed ha un percorso di 3 km e 400 metri circa, fatti pressappoco ad anello. Incrocia le strade che portano a Flambro e che portano a Sterpo. L'acqua di queste risorgive è un'acqua che ha una temperatura ambiente stato-inverno. Il terreno delle risorgive è fatto quindi di varie componenti che sono l'acqua, che sono la caratteristica del suolo e poi la luce. Qui noi accompagniamo le persone a fare questo anello, spieghiamo un po' che cosa sono le piante, parliamo dell'acqua, parliamo della luce e vediamo che questi ragazzi, soprattutto delle scuole, sono interessati all'aspetto così metafisico del sistema. Cioè noi cerchiamo di dare loro la consapevolezza che questo sistema è un sistema intelligente, è un sistema che riesce a mostrare ogni stagione la diversità nelle foglie, nelle fronde, eccetera. Questo percorso è un percorso attrezzato, è fatto di tavole, è fatto di ponticelli ed è veramente interessante. E poi entra nel bosco, ci sono diverse qualità di piante che si vedono qui crescere. Nell'accompagnare queste persone, appunto, noi lo facciamo di solito a gruppi, ma si può anche farlo individualmente. Accompagna questo percorso una specie di terapia, nel senso che, come è stato scoperto anche dai giapponesi, le piante secerano delle sostanze volatili chiamate terpeni, che fanno bene alla salute. Inoltre qui, siccome siamo lontani un po' dalla strada, c'è molto silenzio, per cui anche il silenzio concorre a creare benessere alle persone. In conclusione, noi siamo così contenti di essere custodi di questo posto, di questo mulino, con tutti gli impegni annessi, perché poi bisogna pulire, bisogna controllare, bisogna appunto mantenere aperto e solitamente ci impegna la domenica. La domenica è aperto dalle 14 alle 18 circa, escluso adesso che siamo in un periodo di chiusura. Recentemente
abbiamo istituito, creato un'associazione che si chiama La Marculina, una nuova associazione, abbiamo fatto un nuovo statuto aggiornato e vedremo di collaborare con il Comune in maniera fattiva e concorde nel gestire questo bellissimo posto. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti questa sera. Io, Andrea Boscutti e Giulia Pes volevamo ringraziare Musica in Villa per ospitarci in questa edizione 2020. È un'edizione coraggiosa, dati i tempi, e quindi ringraziamo tantissimo Gabriella Cecotti, che è appunto la direttrice artistica, e tutta l'organizzazione di questo meraviglioso festival. La serata di questa sera presenterà alcune composizioni molto riconoscibili di Ennio Morricone, quindi ci sarà un omaggio all'inizio di queste melodie che sono tra le più conosciute, e cominceremo però con una un po' meno conosciuta, che è Accadde Venezia, è uno splendido brano che abbiamo riarrangiato insieme, e quello di stasera è un concerto spettacolo, quindi vuole fondere alcune citazioni dei film che ha curato Giulia con i nostri arrangiamenti che abbiamo fatto, quindi sarà un viaggio che comincerà con Morricone e poi si sposterà con altri compositori come Jan Tiersen, Alan Silvestri e alcuni nostri arrangiamenti. Bene, buon ascolto e buon concerto.
Quello snobismo culturale non è ancora finito. Secondo alcuni, per essere grande, la musica non può servire altre arti. Mentre invece io penso che quando fra 100, 200 anni vorranno capire come eravamo, è proprio grazie alla musica da film che lo scopriranno. Una volta chiesi a Novecento a cosa diavolo pensava mentre suonava e cosa guardava sempre fisso davanti a sé e insomma dove finiva con la testa mentre le mani gli andavano avanti e indietro sui tasti. E lui mi disse: oggi son finito in un paese bellissimo. Le donne avevano i capelli profumati, c'era luce dappertutto ed era pieno di tigri. Viaggiava lui e ogni volta finiva in un posto diverso, nel centro di Londra, su un treno in mezzo alla campagna, su una montagna così alta che la neve ti arrivava alla pancia, nella chiesa più grande del mondo, a contare le colonne e guardare in faccia i crocefissi. Viaggiava.
Era difficile capire cosa mai potesse saperne lui di chiese, di neve e di tigri. E voglio dire, non c'era mai sceso da quella nave, proprio mai, non era una palla, era tutto vero, mai sceso. Eppure era come se le avesse viste tutte quelle cose. Novecento era uno che, se tu gli dicevi una volta sono stato a Parigi, lui ti chiedeva se avevi visto i giardini tal dei tali e se avevi mangiato in quel dato posto. Sapeva tutto. Ti diceva: quello che a me piace laggiù è aspettare il tramonto, andando avanti e indietro sul Pont Neuf, e quando passano le chiatte fermarmi e guardarle da sopra e salutare con la mano. Novecento, ci sei mai stato a Parigi tu? No. E allora? Cioè, sì. Sì, cosa? Parigi.
Se c'è un segreto, cercalo nel silenzio, perché il silenzio è musica, almeno quanto i suoni, forse di più. Se vuoi entrare nel cuore della mia musica, cerca tra i vuoti, tra le pause. Ogni suono è soltanto la pausa di un silenzio.
Un giorno, e non arrivi mai quel giorno, ti chiederò di ricambiarmi il servizio. Fino ad allora consideralo un regalo per le nozze di mia figlia. Salmoni che risalgono? Sì. Non è triste? Risalgono fin quassù per andare a morire. Se sono destinati a morire è perché faticano tanto. Loro vogliono tornare nel posto dove sono nati.
Ringrazi Dio, non me. Lui ci ha fatti sopravvivere, almeno è ciò che dovremmo credere.
Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. Non permettere mai a nessuno di dirti che è migliore di te, Forrest. Se Dio avesse deciso che fossimo tutti uguali, avrebbe dato a tutti un apparecchio alle gambe. Il 26 agosto del 1978 il mio paese si copriva di gloria. Zygmunt Jähn, cittadino della Repubblica Democratica Tedesca, era il primo compatriota a volare nello spazio. Quello stesso giorno la mia famiglia sprofondava nel baratro. Mio padre non tornò mai più a casa. Di lui non si parlò mai più. Da quel giorno mia madre si considerò sposata alla causa della patria socialista. Riversò tutte le sue energie nell'educazione socialista delle menti più giovani. Io, Alex Kerner, avrei seguito le orme di Zygmunt Jähn partendo alla conquista del cosmo. Già mi vedevo, impegnato a studiare i misteri del cosmo per il bene dell'umanità. Da lassù avrei contemplato il mio piccolo pianeta e salutato la mamma con un fiero cenno della mano.
La musica è qualsiasi suono produciamo che non faccia parte della realtà che vediamo. Biancaneve in mezzo ai nani, risolvi questo enigma cervellone nel tempo che ti dà la soluzione.
Grazie mille davvero. Facciamo un piccolo bis. Abbiamo bisogno di una persona che aiuti il pianista, la Maura, che aiuti a girare le pagine. Abbiamo bisogno di un girapagine. Un applauso a Maura. Glielo dico io cosa abbiamo. Siamo 4 emarginati male assortiti che suonano per altri emarginati, i reietti in fondo alla stanza, che sono piuttosto certi di non potersi integrare. Noi apparteniamo a loro.